Mangia sano, scegli i produttori del tuo territorio, dal coltivatore al consumatore senza intermediari. Genuinità, territorialità, convenienza. Coldiretti e Campagna Amica Nuoro Ogliastra ti invitano al mercato di Campagna Amica. Ogni sabato mattina, nell'esclusiva location dell'ex Made in Nuoro in Piazza Mameli, la tua spesa è all'insegna della genuinità. Decine di stand con prodotti locali come frutta e verdura, formaggi, pescherie, pasta fresca e prelibatezze locali per sostenere i produttori del tuo territorio. Coldiretti e Campagna Amica Nuoro Ogliastra ogni sabato mattina dalle 8:30 ti invitano al mercato di Campagna Amica per mangiare genuino, per stare meglio. Ogni volta che entro qui so che ci sei, sempre al mio fianco. Sono pronto a sostenerti in tutti i reparti, corsia dopo corsia. Dagli alimentari al sushi sul momento, passando per macelleria e pescheria. Insieme sposiamo solo la qualità. E se non hai voglia di cucinare, scopri la freschezza del reparto gastronomia. Delizie pronte da gustare, buone come fatte in casa. Vivi la tua spesa con amore all'Eurospar Tortolì. In offerta tonno extra gusto Mare Blu 6 per 80 grammi a 3,99 €. Latte UHT parzialmente scremato Podda 4 per 1 litro a 3,49 €. Biscotti Balocco, fagottini o gocciolotti 700 grammi a 2,29 €. Olio Evo Dante Terre Antiche 750 ml a 4,59 €. Eurospar, via Bertolotto 2, Tortolì. Tutti i giorni, orario continuato dalle 8:30 alle 20:30. C'è un luogo dove si sta davvero bene, dove i profumi sono inebrianti e dove la simpatia e la cordialità sono di casa. Ichnos Aristopub, la pizzeria e il ristorante da vivere con tutta la famiglia, gli amici o la persona speciale. Le pizze sono cotte nel forno a legna e vengono proposte in tantissime varianti super gustose. Il ristorante segue la tradizione sarda, dalle ricette antiche a quelle più moderne, e solo con prodotti freschi e selezionati. Ichnos Aristopub, in pieno centro, in via Monsignor Virgilio 42 a Tortolì. Per info e prenotazioni 0782 4504 12. Seguici anche su Facebook e Instagram. Amy, cosa ha da dire sul capitolo Amy? Guardi, vado da lei perché è flessibile con gli orari. Vado da lei perché è come se lei venisse a casa mia. Vado da lei perché qualsiasi colpo di testa mi venga, lei è pronta a dirmi stai facendo una cazzata. Insomma, vado da Amy perché Amy. Amy Beauty Hair. Dal riccio al liscio o dal liscio al riccio non è un gioco di parole. Dietro c'è un'alta professionalità. Che sia colore, piega, stiraggio, permanente o ricostruzione, Amy Beauty Hair ti soddisfa senza distruggerti la testa. Amy Beauty Hair, via Macomer 1, dietro Banca Intesa a Tortolì. 0782 62 36 84. Buongiorno a tutti e a tutte da Federica Melis, ben trovate il secondo appuntamento della mattina con Stella di Cecché con il nostro notiziario Le News all'Ogliastra. Oggi partiamo da Baunei con una bella notizia perché si conferma tra le eccellenze del turismo italiano. La località ogliastrina conquista infatti il secondo posto nella classifica nazionale delle 5 vele 2026, il prestigioso riconoscimento assegnato ogni anno da Legambiente Touring Club Italiano alle destinazioni costiere che si distinguono per la qualità dell'ambiente, la tutela del territorio e la sostenibilità dell'offerta turistica. La classifica pubblicata nella Guida Blu 2026, il mare più bello, premia non solo la bellezza delle spiagge e la limpidezza delle acque, ma anche l'impegno delle amministrazioni nella salvaguardia degli ecosistemi e nella gestione sostenibile dei flussi turistici. Baunei celebre per le sue cale spettacolari, per uno dei tratti di costa più suggestivi del Mediterraneo, si conferma un modello di turismo sostenibile, un risultato ottenuto anche grazie alle misure di tutela adottate negli anni dall'amministrazione comunale, tra cui il numero chiuso per l'accesso alle cale. E poi anche Baunei è un comune amico delle tartarughe, rispettando protocolli e promuovendo azioni per la loro tutela. A guidare la classifica nazionale Pollica nel Cilento, mentre Baunei si piazza al secondo posto davanti a Otranto. Nella top 10 figurano anche altre 4 località sarde: Domus de Maria, San Teodoro, Santa Teresa
di Gallura e Cabras. La Sardegna è la regione più premiata d'Italia, con 6 località insignite delle 5 vele. Per Baunei si tratta di un riconoscimento che rafforza ulteriormente l'immagine dell'Ogliastra come una delle destinazioni più apprezzate del panorama turistico nazionale e internazionale. Andiamo avanti, ora ci spostiamo a Barissardo, un messaggio che sembra arrivare dal comune ma che in realtà nasconde un tentativo di truffa online. A segnalarlo è la stessa amministrazione comunale, che nelle ultime ore ha diffuso un avviso rivolto alla cittadinanza invitando alla massima prudenza. Nel messaggio fraudolento si legge: secondo la registrazione della targa è presente un'infrazione stradale, vi preghiamo di prendere visione dei dettagli, seguito da un link da cliccare. Un testo che presenta anche evidenti errori grammaticali, come il verbo è scritto senza accento, elemento che può rappresentare un primo campanello d'allarme. Attraverso i propri canali ufficiali il comune ha chiarito che si tratta di una comunicazione falsa. Ci segnalano che in queste ore sta circolando un messaggio fraudolente che sembra inviato dal comune, che invita i cittadini a cliccare sul link. Si tratta di una truffa, dicono dal comune. L'amministrazione precisa che né il comune né la polizia locale inviano comunicazioni di questo tipo tramite messaggi. Per questo motivo i cittadini sono invitati a non cliccare sul link, non fornire dati personali e cancellare il messaggio. Andiamo avanti ora. Gli uffici postali di Barissardo e Baunei diventano sempre più tecnologici e sostenibili grazie al progetto Smart Building di Poste Italiane. Nelle sedi di via Dessia Barissardo e di Vico Santa Lucia Baunei è stato installato un nuovo sistema intelligente per il monitoraggio e la gestione automatizzata degli impianti. L'iniziativa punta a migliorare l'efficienza energetica degli edifici e il comfort di clienti e dipendenti. Attraverso sensori dispositivi collegati tra loro, il sistema controlla costantemente temperatura e parametri ambientali, regolando in modo automatico illuminazione, riscaldamento e raffreddamento in base alle reali necessità. Secondo le stime di Poste Italiane, la nuova tecnologia consentirà di ottenere un risparmio medio del 15% sui consumi di energia elettrica e del 10% su quelli del gas, riducendo così allo stesso tempo gli sprechi e le emissioni inquinanti. Andiamo avanti, ci spostiamo a Lanusei. La sanità sarda sarà al centro del dibattito pubblico venerdì 12 giugno, dove farà tappa la scuola di formazione politica dei riformatori, giunta al suo 8º appuntamento, dedicato quest'anno interamente ai temi della salute e dell'organizzazione dei servizi sanitari. L'incontro si terrà alle 17:30 nella sala consigliare del comune e rappresenta un'importante occasione di confronto sulle criticità del sistema sanitario regionale, sulle possibili soluzioni e sulle prospettive future, con particolare attenzione alla realtà dell'Ogliastra e dell'ospedale di Lanusei. Ad aprire i lavori sarà Umberto Ticca, responsabile della scuola di formazione politica dei riformatori. Seguirà una tavola rotonda coordinata da Franco Meloni, alla quale prenderanno parte il sindaco di Barissardo Ivan Mammeli, il direttore generale della Ogliastra Andrea Fabbo, il docente di organizzazione sanitaria dell'Università di Cagliari Marcello Tidore, il fondatore di Sigomas Flavio Sensi e anche il chirurgo dell'ospedale di Lanusei Massimiliano Tuveri e la consigliera comunale di Lanusei Bettina Pisano. L'obiettivo dell'iniziativa è quello di mettere a confronto amministratori, operatori sanitari, professionisti ed esperti per raccogliere proposte e contributi utili alla costruzione di un manifesto sulla sanità, documento che accompagna l'intero percorso formativo e che verrà ulteriormente arricchito anche appunto grazie agli interventi previsti durante l'appuntamento di Lanusei. Andiamo avanti e chiudiamo restando su Lanusei, perché si è conclusa con grande successo di pubblico e di partecipazione la Festa dell'Arte 2026 Burning Vision, l'evento che per 3 giorni ha trasformato Lanusei in un laboratorio a cielo aperto dedicato alla creatività e all'espressione artistica delle nuove generazioni. Il liceo artistico è stato protagonista, il Bosco Selene e diversi spazi del centro cittadino hanno ospitato mostre, performance, installazioni, murales, laboratori, spettacoli teatrali, fotografie, sessioni di live painting coinvolgendo studenti, docenti, artisti e cittadini in un intenso programma di attività. Protagonisti dell'iniziativa sono stati proprio gli studenti e le studentesse del liceo artistico, che hanno avuto l'opportunità di mostrare il proprio talento attraverso un percorso capace di unire formazione, arte e partecipazione attiva.
Gli organizzatori hanno espresso soddisfazione per la riuscita dell'evento, ringraziando i giovani partecipanti per l'entusiasmo e l'impegno dimostrati, così come i docenti che hanno coordinato e sostenuto le attività. Un riconoscimento particolare è stato rivolto anche agli artisti, ai performer e ai professionisti che hanno contribuito alla manifestazione condividendo la propria esperienza e creatività. Importante anche il sostegno delle istituzioni, delle associazioni, delle famiglie e della cittadinanza. Insomma, la festa dell'arte si è confermata uno degli appuntamenti culturali più significativi per la valorizzazione dei giovani talenti in Ogliastra, un'occasione di crescita, confronto e condivisione che anche quest'anno ha lasciato il segno. Chiudiamo così il notiziario di oggi, torniamo domani mattina con la rassegna stampa. Grazie per averci seguito e grazie alla regia di Roberta Loi. A domani.